Presidente Fedriga, oggi la dimostrazione di quello che fa il basket in Friuli Venezia Giulia, due tifoserie appassionate, un palazzetto che probabilmente ha fatto il record di spettatori. È un orgoglio vedere un derby da uno di basket, oltretutto con due squadre con cui abbiamo una collaborazione importante, sia Pallacanestro Trieste che Apo Udine come regione, e vogliamo valorizzare lo sport e penso che questo porti non soltanto visibilità al Friuli Venezia Giulia, ma anche a tanti ragazzi e tante ragazze la voglia di fare sport. Nello Laezza, uomo Pallacanestro Trieste, uomo che questa maglia ce l'ha nel cuore, cosa significa il derby per questa regione, per questa città e naturalmente anche per i tifosi udinesi? Beh, è uno spettacolo, significa tanto, mi hanno sempre detto campionato vada come vada, ma le partite contro Udine bisogna sempre vincerle. Oggi poi è uno spettacolo, come dicevi tu prima, credo che siamo quasi al massimo della capienza degli spettatori, quindi bene, partita emozionante, si segna tanto, si difende poco, ma va bene anche questo. Mario Ghiacci, di derby così ne hai visti veramente tanti, ne hai vissuti tanti, che emozioni provi oggi? Beh, è una grande emozione sempre come il primo derby. Purtroppo le cose non stanno andando ancora benissimo, però 2 punti sono niente, quindi vediamo alla fine chi riesce a gioire in una partita che è molto sentita, come vedete è bellissima. Coach Stanjevic, le chiedo solo una cosa col derby, siamo vicini al record di spettatori ogni epoca, un'atmosfera speciale. Per lei cosa significa vedere questo palazzetto e questa carica? Ma è sempre così, io non vedo che sia meglio di più, e l'altra volta anche era strapieno. Mi piace il supporto dal pubblico triestino, eccellente supporto alla squadra, con una grandissima pressione sui giocatori avversari, sugli arbitri, è una bella atmosfera.